Seconda corsa per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, Drifa di Melettro, Dascia SL, Donatello, Juanito Goberna, Diana Trio, Dexter LZ in prima fila, Diamond Horse, Dream Day, Adri e Divario in seconda fila. Favori per Divario, numero 9 Alessandro Gocciadoro. In partenza l'errore di Donatello mentre si lancia in avanti Dascia SL, debuttante. Numero 3 Donatello squalificato. Nei confronti di Drifa di Melettro, all'esterno è Juanito Goberna. L'errore anche di Divario che si rimette però abbastanza prontamente e così rimane a largo anche Juanito 6, Dexter LZ, Goberna, squalifica invece per Dexter LZ. In vantaggio quindi Dascia SL, in seconda posizione Drifa di Melettro. In terza c'è Diamond Horse, mentre il quarto iniziale intanto è completato in 34 con Dascia SL che è andata via di buona lena. Si è ripreso intanto anche Divario che va a fare il seconda pariglia seguendo direttamente le mosse di Juanito Goberna. Se ne vanno i 600 iniziali in 46,3 davanti alle tribune. In vantaggio Dascia SL, Drifa di Melettro la segue. In terza posizione c'è Juanito Goberna all'esterno, mentre viene in terza ruota ora Divario dopo 800 metri completati in 1:1:8. Divario viene anche da un breve errore sulla prima curva. Terza posizione lungo la corda per Diamond Horse, poi Diana Trio. Intanto il chilometro completato dalla testa nell'ordine del 1:16:7. Juanito Goberna va nuovamente su Drifa di Melettro e a questo punto attacca. Divario prova a seguirlo. I due di testa si prendono vantaggio intanto a 400 dalla conclusione. In coppia Dascia SL e Juanito Goberna. Dascia per il momento ribatte a Juanito Goberna mentre Divario è in terza posizione, filtra all'interno. Completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo. In vantaggio è sempre Dascia SL che si allunga, ma riprova nuovamente Juanito Goberna nel finale. Juanito Goberna va su Dascia SL nel finale, piega di precisione, mentre al terzo finisce Divario. 1:15:8 con 33 a chiudere. Prestazione molto generosa da parte di Juanito Goberna che nel finale, dopo intero percorso scoperto, ha ragione di una Dascia SL che comunque debutta molto bene. Andiamo a rivedere le fasi conclusive. La vittoria di Juanito Goberna che nelle ultime battute trova un po' in difficoltà Dascia SL e la piega di un'incollatura, mentre al terzo non discosto finisce all'interno Divario. Successo per Juanito Goberna e VP dell'Annunziata. Il training di Andrea Bigliardi per conto del signor Maurizio Anceschi. Bel primo piano di Juanito Goberna. Secondo posto per Dascia SL, al terzo Divario.